Invece, quanto sta già incidendo adesso e quanto potrà incidere ancora in futuro l'intelligenza artificiale in ambito medico? Beh, nel bellunese, come dappertutto, si stanno facendo prime esperienze di applicazione concreta. Banalmente, un colloquio come il nostro, se fosse un colloquio ambulatoriale, potrebbe essere tradotto in un referto ambulatoriale senza la necessità che un medico clinico fa molta fatica a mettersi lì a fare la cosiddetta parte burocratica. Bene, questa cosa l'intelligenza artificiale oggi la può garantire con strumenti ad altissimo livello di qualità che richiedono ovviamente rilettura e attenzione perché l'intelligenza artificiale ha dei limiti, noi abbiamo una sensibilità ancora molto superiore, specie ad alcuni dettagli, però non c'è dubbio che questo aiuterà molto anche in termini predittivi, conoscere il passato per prefigurare il futuro dal punto di vista per esempio del rischio epidemico, del rischio di mortalità, di alcuni rischi ambientali ed aiuterà molto anche nella pratica clinica corrente, perché potersi orientare su ciò che è più probabile rispetto a una nuvola di possibilità sarà molto utile. L'intelligenza artificiale questo ce lo dà. Invece il tema dell'accesso alla professione medica, infermieristica, come lo vede? Beh, lì è stato un percorso molto lungo in cui ho visto varie fasi di questa cosa. Quando sono entrato io non si entrava nemmeno per concorso nel servizio sanitario, allora ci si poteva iscrivere tutti a medicina. Della mia classe di liceo abbiamo fatto medicina in 16 su 30, numeri impensabili oggi. Siamo arrivati alla fine, mi pare, in 15 su 30, quindi numeri molto grossi. C'era quella che veniva chiamata la pletora medica, ma poi più o meno tutti trovavano la loro collocazione, si entrava per avviso pubblico e poi si veniva stabilizzati. Questo è stato il percorso. Poi c'è stata la fase del numero chiuso, che ha avuto degli elementi positivi, perché assicurava a chi entrava, faticando ad entrare coi test d'ingresso, ma assicurava a chi entrava un percorso di sicurezza che lo portava, salvo difficoltà palesi, alla fine. Siamo poi entrati in una fase di numeri carenti e il Covid lì l'ha messa un po' più in evidenza perché l'ipotesi di forti chiusure ospedaliere o di riorganizzazioni è stata un po' messa in crisi, adesso è oggetto di ripensamento. E quindi i numeri vanno ritarati con una previsione su un medio periodo, poi il lungo vedremo. C'è stata una ulteriore possibilità di ingresso a medicina e anche alle specializzazioni. C'è stato un passo indietro sulle specializzazioni perché oggi si può iniziare a lavorare ancora mentre sei specializzando, col cosiddetto decreto Calabria, però la difficoltà di arruolamento di medici si sta per concludere. E noi vediamo che i nati negli anni 90 e 2000 ormai cominciano ad entrare in numero significativo, salvo alcune discipline difficili, per esempio la disciplina dell'area del pronto soccorso, la disciplina dell'area dell'igiene pubblica, delle dipendenze. Alcune discipline difficili fanno un po' fatica, però pian piano questa cosa si sistemerà. L'area infermieristica invece fa ancora fatica, è un lavoro duro, gli stipendi non sono adeguati e quindi un ragazzo oggi che cerca anche nella vita momenti di tempo libero, possibilità di conciliare vita e lavoro, perché oggi in famiglia per definizione si lavora entrambi, papà e mamma, e quindi una notte fuori casa per fare il turno infermieristico di notte è una notte molto difficile, vale anche per i medici, ma la turnistica medica sta diventando un po' più organizzata. La turnistica infermieristica è faticosa perché la conciliazione vita personale, vita privata e vita lavorativa è difficile, specie per quei livelli di stipendio che, come dicevamo, non sono elevati. È un problema che va affrontato certamente. Qualche ricetta secondo la sua esperienza? Allora, due indicazioni che mi sembra di poter dare, poi diciamo, pur considerando che questa chiacchierata è veloce e che richiederebbe una meditazione profonda dopo una quindicina, ventina di giorni, un mese di sedimentazione di tutto, però oggi alle
9 del mattino del primo giorno di pensione è una chiacchierata molto speciale, però due cose credo di poterle, non come ricetta, ma almeno qualche ingrediente, ecco, poi dopo io in cucina non sono bravissimo e quindi la ricetta la lascio a chi ha le mani migliori. Due cose. Uno, cercare per ogni territorio di sviluppare, oltre che la sanità dovuta a tutti, una sanità specifica per quel territorio. Faccio un esempio, nel bellunese bisogna essere eccellenti sulla traumatologia, bisogna essere eccellenti sulle malattie trasmesse da zecche, perché c'è una specificità territoriale, bisogna essere eccellenti nella qualità igienico-sanitaria dei rifugi alpini, perché fino a 15 anni fa erano frequentati da 100 persone, oggi ne arrivano 1000, 1500, quindi richiedono standard più elevati, abbiamo lavorato su questo, cioè in ogni territorio bisogna essere eccellenti sul contrasto al melanoma, perché nelle zone di montagna il melanoma maligno ha un'incidenza superiore rispetto alle zone di pianura, individuare tramite l'epidemiologia, cioè i numeri, le aree nelle quali la salute di quel territorio è significativamente diversa rispetto alla salute dei territori simili. Voglio dire, se l'incidenza dell'infarto è abbastanza simile, servono politiche nazionali e regionali per contrastarlo e un impegno dei professionisti omogeneo. Se le differenze sono molto ampie, serve un impegno specifico locale. Credo che questo sia un ingrediente, quindi utilizzare l'epidemiologia, cioè l'analisi dei dati sanitari, per prendere decisioni di carattere generale, ma anche di carattere locale. Questo avendo lavorato nel Coneglianese, nel quartiere del Piave e nella incredibile area dolomitica, credo sia una ricetta, alcuni ingredienti che possono essere molto utili per chi deve decidere in sanità.